È un sogno. Mi immagino di andare a vedere Corso Milano, che è una via importante, che sono due linee di tram, che può essere tutto verde, un parco spettacolare in cui c'è un auditorio da 1000 persone. 1000 persone vuol dire portare, questo vuol dire cultura. La visione della Prandina per Sergio Giordani è uno dei sogni da realizzare nel 2023. Il sindaco, parlando dei piani per la Padova del futuro, per la prima volta ha raccontato il suo desiderio per l'area dell'ex Prandina. Un parco, un auditorium e un parcheggio interrato, un progetto che rientra in una visione più ampia che ingloba anche Corso Milano e l'eliminazione del parcheggio di Piazza Insurrezione, un luogo che con il concertone di Capodanno darà già un assaggio di quello che potrebbe diventare. Si chiude il 2022 per l'amministrazione, un anno che ha visto la riconferma al primo turno per Giordani, ma anche la pagina amara dell'inchiesta che ha travolto i lavori della curva sud dello Stadio Euganeo. Ora si guarda al 2023, un anno in cui partiranno molti cantieri. Sono molti i progetti ambiziosi che vedranno l'avvio in questo nuovo anno. Penso all'Arcella che fa, come dire, un po' è la stessa narrazione che vediamo anche in altri quartieri. Lì abbiamo il progetto del Pinqua che ricostruirà la zona di Piazza Azzurri, realizzerà un centro culturale all'ex CONI e finalmente rimetterà anche in pista il Palazzo del Configliacchi, e quindi insomma che abbiamo acquisito proprio ieri. Sul fronte sicurezza la novità principale. L'assessore Bonavina ha annunciato che verranno posizionate nuove telecamere nei parchi. Andremo a installare delle nuove telecamere di ultima generazione nei luoghi che sono considerati un po' più a rischio, diciamo, di piccola criminalità, spaccio e quant'altro. Gli altri invece, le altre telecamere, che è un progetto proprio nostro del comune, andremo a installare le telecamere nei parchi, questo perché era un luogo molto frequentato, soprattutto evidentemente nel periodo dalla primavera fino all'autunno, ci sono tante famiglie, tanti bambini e quindi è giusto anche dare una percezione di sicurezza.